Nuovo record per il turismo veneto nel 2017, che ha registrato oltre 19 milioni di arrivi e 69 milioni di presenze, superando rispettivamente del 7,4 e del 5,8% il precedente primato del 2016. Questa è la dimostrazione che questa non è una crescita strutturale del sistema, quindi si sta lavorando tutti, pubblico e privato, per far sì che il turismo appunto sia una delle prime voci di entrata per quanto riguarda l'economia veneta. Numeri che assicurano al Veneto uno stabile primo posto a livello nazionale, con quasi il 30% di presenze in più rispetto al Trentino Alto Adige sul secondo gradino del podio. A trainare ancora una volta Venezia, dove gli arrivi sono cresciuti dell'8% e le presenze del 7,6%, ma i numeri sono positivi in tutti i settori e in tutti i territori. L'aumento medio del 6% è generalizzato, quindi tutte le destinazioni turistiche crescono, con un piccolo segno negativo soltanto di Belluno, ma legato ancora alla vecchia stagione del 2017 invernale, quindi a cavallo tra il 2016 e il 2017, legata anche alla mancanza di neve. Crescono invece oltre la media le mete meno tradizionali, come la Marca Trevigiana, che guida la classifica delle province con un invidiabile più 12% sia negli arrivi che nelle presenze. È il risultato che ci rende più orgogliosi, spiega l'assessore regionale al turismo Federico Caner, per il lavoro di promozione fatto in questi anni verso nuove destinazioni e nuovi prodotti turistici al di fuori delle solite Venezia o Verona. Per esempio la provincia di Treviso, di Vicenza o l'area della Valpolicella legato al tema dell'enogastronomia e quindi del turismo esperienziale. Ecco, questi stanno crescendo in doppia cifra, quindi dal punto di vista percentuale vanno addirittura doppie rispetto alla media della crescita della regione.